Senti odore di cucina, fascioli con le cotiche. Sono scostumati ma sono buoni, È come se ti mangi un piatto di polvere da sparo. Se dopo non spari, c'è pure resta secco. Io ci ho perso un amico che l'ha voluto bagnare per forza. Si è trattenuto perché era timido. C'è tutto il cuore di Roma nel Rugantino di Pietro Romano, che con la regia di Achille Mellini riscopre il suo puro carattere di maschera popolare. Bonario, sagace, novello arlecchino calato nella tradizione romanesca come lo Zanni veneziano al servizio di due padroni. La storia infatti è quella portata in auge da Strehler, un padre avaro, una coppia di fidanzati il cui amore è minacciato dal ritorno di un pretendente che dovrebbe essere morto e due forestieri dalla celata identità, al cui servizio si muove l'irriverente arlecchino rugantino. Questo posto, com'è? Questo? Questo posto? Questo è questo! Ma che pugliese questo? Ma che io dico, come invento qualche cosa? Ma sposto qua! Ciao, mi serve veramente! È un'ottima vacanza, signore! Ci sono i letti buoni, ci sono gli specchi belli! Oddio, dipende da chi ci si specchia, Il pubblico ha bisogno di evasione, ha bisogno di distrarsi. E noi facciamo un genere che ha dietro molto lavoro, però allo stesso tempo tiene sott'occhio il bisogno della gente di rilassarsi. Quindi è uno spettacolo interattivo che dà la possibilità al pubblico stesso di andare via col sorriso sulle labbra. Non mancheranno equivoci, doppi sensi e tante risate. Con Rugantino, servo degli due padroni, l'appuntamento è al Teatro Tirso de Molina fino al 5 dicembre. Ciao!